la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara ha ospitato la presentazione del libro di Gaetano Alessi, L'eredità di Vittorio Giunti. Testo quest'ultimo pubblicato nel 2009 da Edizione Ad Est, che in 44 pagine racconta in forma di intervista, ricordi, fotografie e testimonianze la vita della prima donna sindaco in Sicilia. Infatti Vittoria Giunti, toscana di origine, donna che da partigiana ha contribuito alla liberazione nazifascista dell'Italia, nel 1956 divenne primo cittadino di Sant'Elisabetta. La promozione letteraria di ieri a Favara è stata promossa dalla locale associazione culturale Nicodemo e dalla Biblioteca Comunale Mendola e si inserisce nell'ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri. Testimonial d'eccezione al castello l'editore e giornalista di Teleiato Pino Maniaci, che da anni è impegnato nella lotta alla criminalità. L'onore di avere Pino Maniaci e anche di parlare in questo periodo dove comunque Favara si appresta alle elezioni eccetera di democrazia. Democrazia che è parola comunque nell'ultimo periodo in Italia un po' dimenticata. Ma con questa pubblicazione di questo libro abbiamo voluto mantenere una promessa nei confronti di una persona straordinaria come Vittoria Giunti. Negli anni 90 è il nostro fianco quando fondiamo il Giornale Ad Est e cominciamo a fare attività di informazione sul territorio di Raffadali e Vittoria è stata con noi nell'arco di tutta la nostra storia editoriale fino alla morte nel 2006, guidandoci, dandoci dei consigli e soprattutto dandoci un grande riferimento etico e dicendoci che probabilmente il nostro modo di essere, il nostro modo di agire doveva essere rapportato a uno sviluppo del territorio e uno sviluppo legale del territorio.